sono nato il 2 aprile 1725 a Venezia e fui una figura poliedrica del Settecento veneziano, noto come il primo Latin lover italiano e un rappresentante del libertinismo. Crebbi in una famiglia di attori e fui educato dall'abate Antonio Gozzi a Padova, dove mi appassionai più alle donne che agli studi. Dopo la morte della mia cara nonna, vissi anni turbolenti tra esperienze ecclesiastiche e militari. Il 1746 segnò una svolta quando conobbi Matteo Giovanni Bragadin, che si prese sotto la sua ala, come un figlio. Tuttavia, le attenzioni degli inquisitori mi costrinsero a lasciare Venezia per la Francia. Dopo svariati anni in giro per l'Europa, tornai in patria, ma le mie avventure e il mio comportamento mi portarono in prigione nel 1755. Divenni famoso per essere stato l'unico a riuscire a sfuggire alla giustizia veneziana, con una rocambolesca evasione dai piombi. Tornai a Parigi e continuai a viaggiare. Soggiornai anche a Torino e tentai, senza successo, di ottenere un incarico inglese. Nel 1774, tornai a Venezia proponendomi come spia, ma la collaborazione fu breve. Senza sostentamento, divenni scrittore, e nel 1782 fui esiliato definitivamente. Tra il 1789 e il 1798 scrissi le mie memorie, intitolate Mémoire ou Histoire de ma vie, narrando le mie avventure e il mio stile di vita. Morì il 4 giugno 1798 ad Axin, in Boemia, dove avevo svolto il ruolo di bibliotecario. Rimango una figura affascinante, testimone dei costumi del mio tempo. Io sono Giacomo Casanova, io sono Venezia.